Li vediamo spesso attraversando la Sardegna in lungo e in largo, i castelli, i manieri di questa isola che è stata utilizzata nel corso del tempo e della storia, ma già fin dalla lontana preistoria, per estrarre delle materie prime, per estrarre soprattutto dei minerali. E ai giudici della Sardegna, allora quando quest'isola fu divisa in 4 grandi giudicati, era particolarmente ambita la ricerca proprio di questi minerali preziosi, di queste materie prime che dai castelli, dal di sotto dei borghi fortificati, dovevano raggiungere i porti di quest'isola fantastica, di quest'isola che noi chiamiamo da sogno. Partirà subito il nostro viaggio con una breve tappa nel castello di San Michele, nel quale, come potete osservare da queste immagini, è stata allestita una interessantissima mostra, e poi ci sposteremo in un'altra località singolare, il Castello di San Luri, che abbiamo esplorato nel corso della precedente puntata e accanto al quale andremo ad ammirare, ad esplorare una ricchissima collezione di reperti archeologici e soprattutto di oggetti medievali. Come promesso all'inizio di questa puntata, siamo entrati nel Castello di San Michele, denominato in questo modo poiché prima della costruzione del castello vi era un'antichissima chiesa, quasi certamente intitolata San Michele. Il nome di questo castello però affonda nel tempo e soprattutto è figlio della storia, perché i castellani di turno chiamarono questa collina, che si eleva ad oltre 120 metri sul livello del mare, con il nome di Bonvei. Il castello di Bonvei sarebbe il castello della Buona Vista o, secondo altri studiosi, il castello del Buon Vicino. E proprio a proposito della storia del buon vicinato e degli abitanti del Medioevo di Cagliari, è stata allestita all'interno di questo antico castello, appartenuto alla potente famiglia dei Carroz, una mostra. A idearla e a studiarla a tavolino è stata una studiosa appassionata di Medioevo, Lucia Laconi, che ha realizzato all'interno delle stanze del castello, in collaborazione con il comune di Cagliari, la vedete, la mostra degli abitanti della Cagliari pisana, della Cagliari del lontano 1257 circa, e ci sembra di incontrarli, di stringere le loro mani, le mani degli abitanti del castello di Cagliari, o perlomeno del quartiere di Castello. Incontriamo i plebei, le persone che facevano parte della plebe, soprattutto delle persone povere, vestite un poco di stracci, ma incontriamo anche dei nobili, dei ricchi, dei personaggi potenti, finanche il conte Ogolino della Gherardesca, i primi signorotti di turno, vale a dire i castellani, che anche per conto dei famosi giudici del passato poterono abitare nel Castel di Castro, quindi nel quartiere Castello, quello più alto, più cinto di torri e di mura, e soprattutto un castello importantissimo.
ed eccoli emergere i volti degli abitanti del castello, tra i quali incontriamo anche i cavalieri templari. L'argomento dei templari sarà però oggetto di una prossima e approfondita puntata, e per adesso dal castello di San Michele ci sposteremo in un altro maniero importantissimo, il castello di San Luri, per poter ammirare non tanto le sue stanze segrete, che abbiamo visto certo nel corso di una precedente puntata, ma soprattutto i segreti attorno al borgo, vale a dire i segreti del vecchio convento dei frati cappuccini. In compagnia del nostro ospite Manuel Villasanta stiamo adesso raggiungendo la parte alta di una collina situata quasi davanti al famoso castello di San Luri. Ma Manuel, San Luri non è soltanto castelli, anche templi sacri, vale a dire chiese come questa. Sì, questa è la chiesa di San Rocco, è una bella chiesa, però non è praticamente utilizzata attualmente, ed era una chiesa che la storia dice fu donata dalla popolazione ai frati del convento dei Cappuccini in ricordo dell'opera prestata dai frati durante la peste di San Luri del 1650, che abbiamo già appunto nominato come una delle più disastrose per la comunità. Sì, la peste del lontano 1600 è stato un vero e proprio flagello che ha colpito molte città e paesi della Sardegna, e ne parleremo in modo approfondito nel convento cappuccino. Lasciata alle nostre spalle la chiesa di San Rocco, ci troviamo a San Luri e stiamo raggiungendo il convento dei Cappuccini. Già, ma come si viveva nel Medioevo e qual era il rapporto dei frati Cappuccini con la popolazione? C'era un rapporto idilliaco, c'erano molto ben visti perché questi frati erano molto operosi. Tu sai che i frati fanno il voto di povertà, per cui normalmente praticano la questua, cioè tutti i giorni loro andavano in giro con queste bisacce dalla popolazione e recuperavano in dono praticamente magari 2 uova, una gallina e un mazzo di ortaggi, e poi tornavano con queste cose che avevano recuperato e la sera preparavano la minestra del povero, cioè allora adesso c'è la Caritas, allora non c'era niente, per cui i bisognosi, le vedove, gli orfani, insomma tutti quanti almeno un pasto caldo glielo garantiva il convento. Per questo motivo ecco un'opera molto importante per alleviare le sofferenze di quella popolazione. E andiamo a vedere cosa ha custodito quest'oggi il convento di quelle lontane, antiche e però per fortuna tramandate memorie. E stiamo entrando adesso nel museo con le sue opere d'arte che sono legate alla storia, vedete, dei frati Cappuccini, ha delle opere molto importanti, ci sono delle Epissidi, dei quadri. Guardate la meraviglia di questi libri che hanno superato diversi secoli di storia e per l'appunto di vita vissuta, opere che furono realizzate e rilegate dalle mani dei frati Cappuccini.
Esatto, gli amanuensi, no? Questi sono veramente addirittura rarissimi ormai questi libri, erano i libri dei salmi, perché loro si svegliavano anche durante la notte per fare queste preghiere, no? Ora et labora era quello almeno il motto dei benedettini, e quindi questi grossi libroni venivano appunto sfogliati e lì si leggevano le preghiere. Abbiamo parlato della questua, ecco, questa qua è un piccolo contenitore di quello che appunto veniva portato in giro dai frati e che veniva riempito un po' con i doni che gli davano appunto le persone, poi tornavano e sulla base di quello organizzavano un po' la roba da mangiare. Manuel, è particolare l'oggetto che mi hai mostrato perché presenta, vedi, sulla parte alta, e lo mostriamo a quanti ci seguono, addirittura una serratura per poter proteggere lo stesso o perlomeno il suo contenuto. Sì, sicuramente sì, ecco, era sempre povera gente, si trattava di elemosine, comunque magari per evitare che qualcuno gli fregasse la roba da mangiare. Interessanti, qui ci sono anche quelle che sono rimaste delle bare di Sant'Ignazio e di San Nicola, insomma, che sono i santi un pochettino più venerati, più conosciuti di questo territorio, quindi è proprio una raccolta di quelle che sono appunto i loro corredi funebri, chiamiamoli così. E vediamo anche delle statue che erano, oggi abbiamo negli altari, la TV, abbiamo l'effetto cinema, ma allora per quanti stavano all'interno di una chiesa, queste statue e soprattutto i quadri rappresentavano per l'appunto una sorta di immagine cinematografica ma del passato, e vale a dire un'immagine, un segno tangibile della presenza di Dio, ma talvolta anche della presenza dei demoni che possiamo osservare, ad esempio in questo bellissimo quadro vanno a tormentare, eccoli là, laggiù per l'appunto, un frate cappuccino, e troviamo degli elementi che sono legati alla fustigazione dei medesimi frati. Ci sono anche i cilici e quelli che sono delle fruste proprio, che loro giustamente nei loro peccati un po' diciamo di carne venivano un pochettino a autopunirsi, diciamo infliggendosi queste che erano delle punizioni corporali, alle quali sono state dedicate, guardate amici, addirittura delle vere e proprie vetrine, delle teche, vedete, con questi strumenti di penitenza che in alcuni casi si stringevano attorno ai fianchi ed in altri casi venivano utilizzati sulla mano per potersi autoflagellare. Guardate, metallo, degli elementi di canapa e anche degli elementi ossei, e quindi insomma andavano ad autoimpartirsi questo continuum autoflagellarsi. E tra gli altri elementi suggestivi, secondo te, all'interno di questa struttura, di questo museo, qual è il particolare che ti ha colpito di più, Manuel? Tu che hai visto tante collezioni, tante opere d'arte, anche nel Castello di San Luri. Ci sono innanzitutto questi reliquari che mi hanno sempre un po' impressionato. Voi sapete che i frati avevano molte volte quei cimiteri con tutti quegli scheletri, no? Per cui c'era anche una certa conservazione di questi che sono delle piccole ossa, magari dei denti, dei frammenti di arti, e che venivano mostrati in certe particolari, diciamo, funzioni all'interno di questi reliquari. E qui leggiamo, Manuel, vedi, reliquiario architettonico al centro l'Immacolata, questa immagine bottega sarda del XVII secolo, pensate, realizzata a mano con le ossa che sarebbero state prelevate nelle tombe di ciascun singolo santo, e quindi erano delle ossa che potevano proteggere, benedire un'area medievale, un castello medievale come quello di San Luri. Esatto, ma poi in particolari funzioni, vedete, venivano fatte vedere alla popolazione all'interno di questi reliquari, venivano poi appunto sollevati e la gente poteva chiaramente anche chiedere a quel punto
magari una grazia. Sì, una grazia, certo. O un segno divino, utilizzando per l'appunto quelli che vengono chiamati ostensori raggiati, pensate, finemente realizzati e decorati in argento. I tesori archeologici di San Luri dal sottosuolo sono stati rinvenuti soprattutto dai contadini e donati ai frati cappuccini, che guardate cosa hanno conservato, una meraviglia del passato. E quindi troviamo delle lucerne, dei piattini che facevano parte dei corredi funerari delle tombe del passato, o a degli elementi di vita vissuta nelle case degli antichi romani sempre a San Luri, come ad esempio questo busto marmoreo di Tiberio che risale al periodo compreso tra il 14 ed il 37 d.C. Parliamo di oltre 2000 anni di storia, qua custoditi e per l'appunto conservati dall'opera caritatevole dei frati cappuccini. Superato questo angolo di convento, su questo lato abbiamo osservato delle chiavi, quelle utilizzate da un tal frate portinaio. Stiamo andando adesso nelle parti più profonde o recondite del convento cappuccino, che nelle sue cantine ha custodito degli altri oggetti, e stiamo passando dalla parte degli oggetti sacerdotali, dei paramenti sacri, a questa stanza del lavoro quotidiano dei frati cappuccini. È vero, effettivamente il compito di questi frati era anche di cercare di dare un mestiere alle nuove generazioni, quindi allora si usava l'apprendistato, per cui i ragazzi più piccoli venivano dati a questi frati un po' che dovevano nutrire e anche insegnare un mestiere, perché in queste comunità isolate bisognava arrangiarsi a fare un po' tutto da soli, da risolarsi le scarpe, a tagliare dei ferri o degli alberi, e quindi vediamo diversi piccoli laboratori di uso comune per i mestieri più semplici. Si passa dal calzolaio, è giusto Manuel, sì, alla lavorazione appunto del vino, o alla conservazione di alcuni elementi come quelli per l'appunto del grano, o addirittura alla forgia su questo lato a sinistra, che veniva utilizzato dal fabbro ferraio per l'appunto per poter, ecco qua, guardate, con un mantice tutt'oggi potrebbe essere paragonato, potrebbe essere utilizzato. Sì, già. Diciamo che dovevano sopperire anche alla manutenzione degli agenti agricoli che venivano utilizzati, quindi magari rinforzare le punte di un aratro, rifare gli scalpelli, aggozzare le falci, e insomma tutti questi oggetti venivano appunto utilizzati quotidianamente, per cui avevano anche necessità di un certo ripristino e quindi di una manutenzione, e se ne occupavano direttamente i frati, insegnando un mestiere a questi apprendisti che magari un domani per conto proprio avrebbero continuato a fare quel lavoro. E su questo caso vediamo dalla lavorazione cosiddetta della sella alla presenza per l'appunto di una grande macina, vedete, con la rappresentazione dell'asinello che, ruotando come con un moto perpetuo, poteva per l'appunto fare cosa? Beh, esattamente la farina. E San Luri è una tradizione di grande lavorazione della farina e soprattutto del pane. Eh sì, il pane civraju è un pane prerogativa di questo territorio e veniva fatto con questi grani molto proteici che venivano lavorati appunto quasi quasi a livello familiare, a livello domestico, con questi piccoli mulini che venivano azionati molte volte da un asinello, che infatti si chiama molente nel dialetto locale proprio perché aveva l'uso di girare intorno alla mola. Ricordiamo che proprio su questo termine, nel concludere questo viaggio nel sottosuolo, nelle parti più segrete del convento cappuccino, anche il termine molentargius, dato in Sardegna per l'appunto ad una grande zona di acque stagnanti, quindi allo stagno di Molentargius, deriva proprio dagli asinelli che erano soliti trasportare i carretti o soprattutto i carichi del sale.
Nei posti più nascosti o segreti del convento dei frati cappuccini di San Luri sono stati custoditi anche dei telai che consentivano agli stessi frati, ma soprattutto alle mani delle donne, di poter lavorare. Guardate che meraviglia, dei tappeti, delle tende, anche delle coperte, quelle utilizzate nei castelli, come ad esempio al famoso castello di San Luri. Qui troviamo invece degli elementi sempre custoditi dai frati, come ad esempio dei proiettori di immagini meglio noti come in questo caso episcopi, ma anche delle macchine fotografiche. Su questo lato invece una scritta che campeggia bella che grande con la scritta Potecaria, e possiamo accedere al luogo che ci ricorda la nascita, o che perlomeno precede la nascita della farmacopea ufficiale, e vale a dire gli unguenti, le pozioni, tutto quanto utilizzato dai frati cappuccini per poter essere poi utile nel corso del tempo e per l'appunto della storia alla medicina. In termini di medicina ci avviciniamo anche alla chirurgia, vedete, con tutti i cavadenti, delle rudimentali siringhe realizzate con del vetro e custodite nella farmacia per l'appunto dei frati cappuccini di San Luri, ma come a quella di Cagliari. Su questo lato invece vedete queste pozioni, questi unguenti, ma soprattutto questi contenitori. In questo caso troviamo del magnesio, del carbonato, ma troviamo anche degli acidi, vedete su questo lato, dell'allume di rocca, e poi troviamo per l'appunto delle pasticche ottenute, realizzate utilizzando un pestello e quindi utilizzando soprattutto delle erbe. Il nostro viaggio volge al termine nel vedere due elementi di vita vissuta comune dei frati cappuccini: la cella dei frati, dove ci sembra quasi di vederlo scrivere, vedete quel frate cappuccino che in verità è un manichino rivestito per l'appunto con degli elementi, e sentite un sottofondo con del rumore che è quello che deve rappresentare appunto il rumore che non andava però fatto durante la preghiera. Ed in quest'altra stanza troviamo che cosa? Esattamente la cucina, che doveva per l'appunto in un convento come questo dare da mangiare ad una grande comunità di frati che hanno tramandato il sapere grazie soprattutto alla scrittura. Il tempo, come sapete, oramai scorre veloce, è passato veloce dal Medioevo ai giorni nostri, ed è anche passato molto veloce, come quasi l'acqua di un fiume in piena, nel corso di questa nostra puntata che volge al termine. Arrivederci al nostro prossimo viaggio alla ricerca e alla riscoperta dei castelli della Sardegna.